tentano di portare a casa il primo punto. E ancora una volta Chirino che prova il tiro dal centro, Potenza para, ribatte De Tommaso, va a servire Moschetti al centro ma subito prova a difendere la palla, Chirino la sottrae a De Stefano e prova il primo tiro, finisce sulla porta ma Potenza ancora una volta di Pasquale prova il tiro e finisce sul palo e il rimballo va a rete. Il primo gol Pasquale che serve il compagno di squadra che va a portare a segno il secondo gol per la Seregno a segnare avanti. E De Stefano agganciato finisce a terra, prova adesso un tiro Tremolada è sotto la porta davanti Potenza, prova il tiro, Potenza riconosce la pallina è su Chirino agganciato finisce alla volta di Chirino davanti a Potenza con questo tiro di palla piazzata, scarta Potenza ma Potenza entra in possesso, agganciato, va avanti, va a seguire Iannotti tira e finisce sul palo della non finisce sulla rete. Adesso viene atterrato a tu per tu con Dimone, prova il tiro, Dimone para, recupera palla e c'è un tu a tu tra Chirino e va a segno con un contropiede Pasquale trovandosi il controllo su Chirino e la pallina parte. È De Stefano ad avere il possesso di palla, prova il tiro, intercettato subito. De Stefano è avanzato, va a provare il tiro, viene parato, alza la pallina e finisce sulla guancia di De Stefano. Giannotti prova il tiro, respinto da portiere. Chirino piazza Chirinieri per Pinotti, prova a servire Giannotti al centro che tira, finisce sopra la traversa. Grande la parata dall'attacco della Seregno, ma è Tremolada davanti Potenza, prova il tiro, nulla di fatto, attendiamo l'ok del direttore di gara, via. Nulla di fatto, la pallina viene parata da Reggio Leonardo ed è Giannotti a recuperare la pallina e a sfilare verso la porta e Paltrinieri con la pallina davanti. Il pista ne gestisce il controllo ma Potenza ancora una volta fa la difesa ed è Giannotti adesso che avanza, è già davanti la porta con De Stefano, provano il tiro sotto le gambe del portiere Reggio, la pallina ma nulla di fatto, la palla recuperata dai giallo-blu e Giannotti a portarla davanti Reggio che prova a darla a Moschetti ma ancora Reggio la ferma con i paratiri. De Tommaso Giannotti si gira, prova il tiro e Reggio spallina è sulla stecca di Chirino fermato, riesce a scivolare ma Potenza salva il tiro ed è Moschetti Tessarolo che viene recuperato da De Tommaso è sotto la porta della Seregno, la pallina è sul centro, Paltrinieri ci prova ma Pasquale la recupera, la pallina è sulla stecca di Chirino fermato, riesce a scivolare ma Potenza salva il tiro ed è Moschetti con la pallina va verso Potenza e vanno a servire i compagni di squadra al punto tale che Tessarolo